Siamo in compagnia di Angelo Agus, presidente degli allenatori sardi, e presente oggi all'inaugurazione del centro federale territoriale qui a Sarudia Oristano. Allora, ovviamente per voi questa notizia è manna dal cielo, insomma, per tutto il lavoro che avete portato avanti in questi anni. La realizzazione di questa struttura, di questi centri, sarà una grande occasione per dare continuità al vostro lavoro. Assolutamente sì, finalmente un progetto che si realizza nello sviluppo della formazione dei ragazzi, dei tecnici. La grande famiglia della FIGC finalmente ha fatto un grande passo avanti per tutelare la formazione sia dei giovani atleti che dei tecnici che si dovranno occupare di loro. Ecco, l'altra bella notizia, insomma, la nascita anche in Sardegna di un corso UEFA per allenatori di settore giovanile, una novità che, insomma, che dà grande spazio a questo settore che spesso è stato un po' trascurato nella formazione. Beh sì, era da tempo che noi evidenziavamo il fatto che venisse trascurata la formazione dei tecnici che si sarebbero dovuti occupare esplicitamente del settore giovanile. Siamo riusciti, grazie all'appoggio del Presidente del PIN e degli altri componenti federali del settore giovanile scolastico, con il professor Marras, ad ottenere il primo corso UEFAC in Sardegna. Spero che entro l'anno riusciremo sicuramente che sia il primo di una lunga serie. Di una lunga serie, perché c'è grande carenza di tecnici nei settori giovanili. Certo. E poi possiamo anche dire, insomma, che i risultati importanti nel settore giovanile non sono quelli sul campo numerici, ma sono, diciamo, nella crescita del ragazzo, nella formazione di cittadini del domani, perché i campioni sono sempre pochi. No? Assolutamente, chiaramente la crescita del ragazzo va seguita passo dopo passo, quindi in base alle fasce d'età. Soprattutto non bisogna trascurare, oltre alla formazione tecnico-calcistica, non bisogna trascurare la formazione e l'educazione del ragazzo. Ecco. Benissimo, noi ringraziamo Angelo Agus, un grande bocca al lupo a tutti gli allenatori sardi, ricordando che alla fine costituiscono dei modelli per i giovani e quindi sempre degli educatori prima che degli istruttori e degli allenatori. Grazie a voi. Grazie.